Numeri in continuo aggiornamento e che spesso non vanno di pari passo con le varie comunicazioni ufficiali e quello relativo ai casi di coronavirus nella nostra provincia. Il dato che però emerge purtroppo è quello di una tendenza in aumento dei casi del Covid-19 in provincia di Agrigento, come ci è stato comunicato nel quotidiano appuntamento in videoconferenza tra la Prefettura di Agrigento e la stampa agrigentina per l'aggiornamento del bollettino. L'ultimo dato fornitoci dalla Prefettura è datato 24 marzo ore 17 e bisogna tenere conto della situazione dinamica in continuo aggiornamento e della differenza degli enti nell'orario di rilevamento e accertamento dei casi. Dopodiché questi sono i dati fornitici dalla Prefettura che si riferiscono al 24 marzo in attesa di un ulteriore bollettino che emetterà la Regione Siciliana. Il numero dei tamponi effettuato è di 613, di cui 50 sono risultati essere positivi. Questi dati dei comuni della nostra provincia: Agrigento 6 casi, Canicattì 2, Favara 3, Licata 3, Menfi 4, Montallegro 1, Palma di Montechiaro 3, Raffadali 1, Ribera 6, Santa Margherita del Belice 1, Sciacca 18, Siculiana 1. Un altro caso positivo riguarda invece un agrigentino che però risiede in un'altra provincia. In queste stime di numeri bisogna fare anche delle considerazioni in relazione al discorso di un continuo e frenetico aggiornamento. Un dato più aggiornato man mano ci viene fornito dai nostri sindaci, un caso più infatti ad Agrigento che dai 5 di ieri salgono a 6, un altro caso accertato a Menfi che da 3 salgono a 4. Questi numeri inoltre non terrebbero conto di un altro caso a Camastra che riguarderebbe un bracciante agricolo di 75 anni trasferito all'ospedale di Caltagirone. Cambiano i numeri anche dei ricoveri di agrigentini in ospedale. L'ultimo aggiornamento era sceso a 0 con la dismissione degli ultimi 2 pazienti. Il numero delle persone ricoverate all'ospedale di Sciacca, oggi il riferimento però è al 24 marzo alle ore 17, sale a 1. 5 gli agrigentini ricoverati a Caltanissetta, 2 a Caltagirone, 2 a Enna, 1 a Partinico, Trapani e Marsala. Intanto aumenta anche il numero degli agrigentini morti per il coronavirus fuori la nostra provincia. Per ora sono 3, un 70enne di Cianciana, deceduto a Monza, un 54enne di Santa Elisabetta, residente a Bergamo, un 40enne di Favara, deceduto a Bruxelles.